Bentornati, nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Confermato l'arrivo di forte maltempo nel corso dei prossimi giorni a partire dalle regioni del nord-ovest fino ad estendersi sul resto dell'Italia entro la giornata di venerdì. Intanto godremo di giornate al momento stabili con la classica ottombrata sulle regioni del centro-sud. Vivremo un clima molto caldo, insolitamente anomalo, soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia, anche oltre i 28 gradi nella giornata di martedì, ma assolutamente con clima nettamente estivo nella giornata poi di mercoledì. Ovviamente si avvicina al flusso instabile che abbiamo citato prima e di conseguenza forte maltempo che arriva a partire dal nord-ovest. Questo dovuto agli ex uragani che si sono formati in pieno oceano Atlantico e queste correnti derivate dagli uragani che si sono attivati sull'oceano che si dirigono verso l'Europa centro-occidentale per portare quindi un carico d'aria molto umida e fresca con instabilità residua fino a raggiungere quindi la nostra penisola, e di conseguenza avremo dei rovesci temporali soprattutto sul nord-ovest e sulla Lombardia, con maggiore attività dei fenomeni sulla Liguria nel pomeriggio e nella serata. Qualche debole pioggia potrà arrivare anche sul Triveneto e sulla Emilia-Romagna, ma comunque a carattere debole, e quindi avremo solamente dei piovaschi. Un primo peggioramento comunque che interesserà anche la Toscana con piogge e rovesci, anche qui a carattere temporalesco soprattutto sui settori del settentrione, e potrebbero aumentare il rischio di fenomeni anche sul Lazio, comunque di debole intensità entro la serata. Al sud, sempre sulla Sardegna, comunque pochi fenomeni, avremo nubi in aumento sul resto delle regioni del sud Italia, ma comunque senza piogge. Nella giornata di giovedì assisteremo a un aumento della intensificazione dell'instabilità per il vortice depressionario che andrà a instaurarsi sulla Francia meridionale, e di conseguenza tale vortice permetterà di portare una forte fase di maltempo soprattutto nella serata sulla Liguria, sull'Alto Piemonte e sulla Lombardia. Intensificazione sarà sul resto delle regioni della Toscana, della Emilia Romagna fino al Triveneto, ma qui avremo delle piogge che saranno sparse e meno intense rispetto ai settori del nord-ovest e della Liguria. Comunque assisteremo anche sulla Toscana a dei forti temporali e locali nubifragi soprattutto nella mattinata. Sul Lazio anche qui avremo estensione delle piogge con rovesci anche intensi sulla Sardegna in modo significativo soprattutto sul comparto settentrionale. Nuvoloso altrove sul resto delle regioni del sud, con fenomeni comunque più blandi isolati, con peggioramento soprattutto sulla Campania e sulla Sicilia nel corso della nottata di venerdì, con rovesci e temporali anche intensi. Le temperature subiranno ovviamente un calo significativo fino ad arrivare alla giornata di venerdì, quando si formerà un profondo ciclone, molto probabilmente a partire tra la Sardegna e la Sicilia. Questo ciclone che si andrà a formare temporaneamente su tali zone si estenderà poi fino al resto dell'Italia, soprattutto sul centro dell'Italia, per portare dei rovesci, quindi maltempo diffuso anche a carattere di nubifragio, soprattutto sui settori dell'Alto Veneto e sul Piemonte e sulla Lombardia, soprattutto sul Lazio e sull'Alta Toscana. Queste le aree che risentiranno di maggiori accumuli di pioggia. Infatti possiamo anche notare dalla mappa come diversi modelli vedono maggiori precipitazioni entro la giornata di sabato sera, concentrate sulle alte pianure venete e anche sull'Alto Piemonte, soprattutto poi sulla Alta Toscana e sull'Appennino emiliano. Al sud anche qui fenomeni intensi sulla Sicilia centro-orientale, condizioni che caratterizzeranno poi il tempo anche al sud Italia, soprattutto nella giornata di sabato, con l'attività dei temporali che sarà molto più intensa non solo sulla Sicilia ma soprattutto sulla Puglia, sulla Basilicata, quindi finalmente anche tali zone vedranno delle precipitazioni per il nucleo instabile che si andrà a formare sul Mar Tirreno, una probabilità che al momento suscita comunque delle incertezze, essendo che mancano ancora diversi giorni per capire come evolverà questo ciclone che al momento risulta semistazionario. Poi la tendenza vede un miglioramento del tempo a partire dalla giornata di domenica sulle regioni settentrionali, con il ritorno a
alle nebbie e a foschie, con la stabilità e con clima che comunque sarà spesso freddino, soprattutto all'alba. Insisterà però della instabilità, pensate, sulla Sicilia, in modo particolare tra lunedì e martedì potranno ancora insistere dei fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle ore pomeridiane, e quindi ancora tanta instabilità su tali settori. Tutto da confermare, ovviamente, essendo tendenze a medio e lungo termine, soprattutto in ambito di precipitazioni. Rimanete come sempre aggiornati.